L'omicidio di Manchester, Gloria De Lazzari, la 45enne di Roncade massacrata a inizio anno nella città inglese, è stata anche violentata. L'assassino l'avrebbe scelta a caso. L'autopsia sul corpo di Pietro Monici, il 38enne travolto dall'albero venerdì in via Botteniga, fatale lo schiacciamento del torace, intanto è boom di segnalazioni per alberi pericolanti. Aperto un fascicolo sulla morte di Antonio Gonzo, l'86enne investito da uno scooter guidato da un 14enne di Borso, Romano De Zelino, il ragazzo ancora sotto shock. L'ultimo saluto a Diego Comacchio, il motociclista coinvolto nel tragico schianto a Rossano Pasquetta, fuori dalla chiesa Castelfranco, il rombo delle motociclette. Da Casale sul Sila Roncade, weekend di vandalismi a opera di minori, presi di mira i cartelloni lungo il Sila, il parco comunale, servizi sociali imbrattati a Treviso. Zona rossa in città, 929 persone controllate, di cui 200 minori in solo 6 giorni, dal 6 al 12 aprile, 4 gli allontanamenti. Sesso in pieno giorno a pochi passi dalla stazione, coppia sorpresa dalla polizia locale a Montebelluna, staccata sanzione da 10.000 euro. Alberto Stefani difende Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Non è questo il momento, dice, rilanciando sull'uso del gas russo e criticando l'Europa, si occupa della Biennale e non di pace. Siglato a Padova il protocollo tra Comune di Treviso e Università per creare all'ex caserma Salsa una sede unica per tutti i corsi. Mario Conte parla di autonomia universitaria. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino, che torna puntuale questa sera alle 21 sullo sfondo, lo scontro senza precedenti tra Casa Bianca e Vaticano, con Trump che ha sparato ad alzo zero sul pontefice, definendolo un debole, soprattutto nei confronti della guerra in Iran. Vi chiediamo con chi state, con Papa Leone o con Trump? Questo il sondaggio di questa sera. Come sempre l'esito nel corso di Ring. A partire dalle 21 la chiamata è ovviamente gratuita. Dicevamo i fatti su tutti: l'omicidio di Manchester in Inghilterra, con il massacro, la mattanza di Gloria De Lazzari, la donna di Roncade di 45 anni uccisa a inizio anno nella città inglese. Il killer, prima di ucciderla, l'avrebbe anche violentata. Non solo, la scelta a caso. Gloria, 45 anni, originaria di Roncade, lavorava a Manchester come rider. Potrebbe aver incontrato così il suo assassino. La donna gli avrebbe portato a casa del cibo. Qui il maniaco l'avrebbe vista e avrebbe deciso di ucciderla. Prima però l'ha violentata. Un assalto sessuale, è questa l'ipotesi che prende sempre più piede in quello che è stato definito uno degli omicidi più efferati. A processo per il sanguinoso delitto James Morton, 33 anni. Nelle scorse ore l'uomo doveva comparire in aula davanti ai giudici, ma non si è presentato, si è solo collegato tramite video. A parlare sono stati i suoi legali, come ci spiega l'avvocato della famiglia della vittima, Gabriele Anni. I suoi avvocati hanno eccepito che egli non sia validamente capace di stare in giudizio perché abbia un vizio di mente. Il giudice ha così deciso, visto che mancano anche i risultati degli accertamenti anatomopatologici della vittima, di rinviare l'udienza al 15 giugno. In quella data vi saranno presumibilmente, con elevata probabilità, sia gli accertamenti anatomopatologici completi sulla salma di Gloria, sia vi sarà, è stata disposta, una perizia psichiatrica sullo stato attuale di capacità di intendere e di volere del Morton. Per la legge processuale penale anglosassone, ci spiega il legale, qualora il 15 giugno fosse ritenuto capace di stare a processo, dovrà dichiararsi colpevole o innocente. Se dovesse diversamente essere ritenuto incapace, il giudice valuterà i reali svolgimenti dei fatti. Se fosse ritenuto responsabile del delitto, gli potrà essere applicata una misura di sicurezza, assai probabilmente un ricovero coatto in una struttura che è equiparabile ai nostri vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
L'accusa per lui è omicidio volontario, un delitto che si è consumato nell'abitazione di Gloria. La donna fu trovata senza vita, brutalmente uccisa il 19 gennaio scorso, violentata e assassinata da uno sconosciuto incontrato per caso durante forse un giorno di lavoro. Lei avrebbe aperto la porta al suo assassino. Rimangono le parole disperate della mamma di Gloria pronunciate poco dopo la tragedia. Sono rimasta sola con mio figlio disabile. Io come madre voglio sapere la verità. E non va a finire così. La tragedia di via Botteniga a Treviso, nel pomeriggio l'autopsia sul corpo di Pietro Monici, il 38enne travolto dall'albero venerdì scorso. Fatale è stato uno schiacciamento al torace. Schiacciamento toracico, questa è la causa della morte di Pietro Monici, il 38enne travolto dal pioppo che si è spezzato in via Botteniga. L'esame autoptico ha stabilito che l'uomo ha subito un gravissimo trauma che non gli ha lasciato scampo, non avrebbe riportato altre gravi ferite. L'albero, insomma, lo ha colpito in pieno sul petto. Intanto le indagini della procura continuano per accertare eventuali responsabilità. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. In questi giorni saranno effettuate tutte le verifiche documentali, ma verranno sentiti testimoni, cittadini che hanno segnalato l'albero pericoloso e l'amico di Pietro che stava pescando con lui e che si è salvato per miracolo. Intanto sono tantissime le segnalazioni inviate dai cittadini al comune. La gente allarmata chiama per chiedere verifiche su alberi e piante ritenute potenzialmente pericolose. Io ringrazio tutti quei cittadini che costantemente segnalano potenziali situazioni di pericolo. Ricordo che qualche anno fa abbiamo fatto una scelta politica ben definita, che è quella di inserire la figura dell'agronomo all'interno dell'organigramma del Comune di Treviso, proprio per valorizzare e manutentare il patrimonio verde del Comune. Tutto il patrimonio verde del Comune è mappato e censito, e devo dire che la condizione generale del patrimonio verde del Comune di Treviso è buona. La zona dove è avvenuto il drammatico incidente è di competenza del Genio Civile. Quel pioppo, avevano ribadito con rabbia i residenti, era stato segnalato perché pericoloso. Dispiace per quanto è successo, al di là delle responsabilità che ovviamente devono essere poi chiarite, però la cosa che mi fa più male francamente da sindaco è che oggi piangiamo la vita di un 39enne, una persona estremamente per bene, un bravissimo ragazzo, appassionato di pesca, di natura, un volontario dei Vigili del Fuoco che purtroppo non c'è più. La causa ovviamente è al vaglio degli inquirenti, però è stata una situazione anche estremamente sfortunata. Il sindaco Conte torna a parlare del patrimonio verde del comune. Ovviamente ci sono delle situazioni che possono essere più critiche, laddove ci sono queste situazioni certificate dal rischio di caduta alberi noi interveniamo con l'abbattimento. Conseguentemente all'abbattimento provvediamo alla piantumazione di almeno 3 nuovi alberi, quindi ogni albero che viene abbattuto noi ne piantiamo 3 di nuovi. Ogni albero ha un ciclo di vita, quando il ciclo di vita è arrivato al termine è anche giusto abbattere gli alberi per evitare rischi e l'incolumità delle persone. Gli alberi a rischio caduta devono essere abbattuti, ribadisce a chiare note il primo cittadino. Ed è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla morte di Antonio Gonzo, l'86enne travolto da uno scooter guidato da un 14enne a San Giacomo di Romano De Zelino. Il ragazzo di Borso del Grappa è ancora sotto shock. La Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica della tragedia avvenuta sabato sera in via Generale Giardino a Romano De Zelino, dove Antonio Gonzo, 86 anni, è stato travolto e ucciso da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni. L'anziano stava tornando a casa dopo la sua quotidiana passeggiata serale. Arrivato all'altezza di via Canegri stava attraversando quando è stato preso in pieno dallo scooter. Nell'urto il giovane è caduto a terra riportando diverse lesioni curate in ospedale, mentre per Gonzo non c'è stato nulla da fare. Una dinamica, dicevamo, che ora deve essere scandagliata in ogni particolare. Il minore arrivava da nord, diretto verso San Giacomo, lungo una provinciale con limite di 50 km/h, scendendo da un dosso proprio mentre l'anziano passava dalla parte opposta. Un percorso che ha fatto centinaia di volte, ci ha detto Aldo Maroso, grande amico e compagno d'avventure di Gonzo. È molto scosso. La notizia tragica mi ha lasciato senza fiato, sconvolto.
e stamattina non avrei avuto voglia assolutamente di parlarne, è proprio qui davanti al luogo dell'incidente. Però ho anche pensato che è immensamente giusto esprimere la mia vicinanza e quella di tantissimi amici che mi hanno chiamato in queste ore, la nostra vicinanza alla famiglia, per dire loro che ce l'abbiamo nel cuore e ce l'avremo sempre nel cuore. Gonzo viveva con la moglie in via Manin a San Giacomo di Romano. Con ogni probabilità sarà disposto l'esame autoptico sul corpo dell'86enne, conosciutissimo in paese soprattutto per la sua grande passione per lo sport. Assieme a Maroso aveva percorso nel 2001 i 12.000 chilometri in bicicletta da Venezia a Pechino, lungo la via della Seta. Nel 1989 i due amici erano stati a Mosca, sempre in sella alla due ruote, e poi le spedizioni in montagna, i viaggi, ricordate con nostalgia. L'ho conosciuto come una persona schietta, sincera, diritta, che pensavo proprio che se adesso lì che discute con San Pietro discuterà di poter andare dove vuole, nelle sue montagne, e discuterà anche di politica con San Pietro. Intanto in mattinata i carabinieri hanno sentito il 14enne che guidava lo scooter, un incontro veloce durato pochi minuti per cercare di ricostruire la vicenda assieme al giovane, completamente sconvolto da quanto accaduto. L'ultimo saluto di Castelfranco Veneto a Diego Comacchio, il motociclista coinvolto nel tragico schianto di Pasquetta, Rossano Veneto. Fuori dalla chiesa tanti gli amici del 67enne. L'hanno salutato così gli amici, uniti a lui dalla grande passione per le moto, un addio nel suo stile, senza fronzoli, per un ultimo viaggio a una settimana dal tragico incidente di Pasquetta, quando Diego Comacchio, 67 anni, ha perso la vita in un tragico incidente a Rossano Veneto, in sella alla sua amata moto. Diego era una persona riservata, che viveva solo ma che amava circondarsi di amici, e sempre a fianco dei fratelli Paola e Franco, specie dopo la scomparsa dei genitori Francesco e Flora. È stata una persona allo stesso tempo tranquilla nel suo temperamento e forte, decisa, un punto di riferimento per le sue persone care, ma anche per tante altre persone. Lavoro, quello da assicuratore, iniziato più di 30 anni fa, e moto, le sue due grandi passioni. Aveva una grande passione, lo sappiamo, la passione per la moto, per il viaggio, per la libertà, per l'amicizia, perché questa passione era condivisa con tante altre persone, e tanti sono gli amici che lui ha incontrato e con i quali ha vissuto esperienze belle proprio attraverso questa passione. Una vita all'insegna della riservatezza, ma anche dell'essere punto di riferimento per chi gli stava attorno. Quindi di poche parole, ma realmente e totalmente presente alla situazione che si trovava davanti. Diego era sempre disposto a dare tutto nella sua vita. Ma soprattutto il rispetto. I tre fratelli si erano stretti ancora di più tra loro dopo la morte dei genitori. Non abbiamo mai sentito una critica dalla bocca del nostro fratello, sempre il rispetto verso l'altro. Ecco, credo che questa sia l'eredità, una delle eredità che Diego ci lascia a tutti noi. Diego, insomma, non ha mai finito di stupire per la sua correttezza e appunto il rispetto. Come ci diceva una sua collega, ci vorrebbero davvero tante persone come lui. Da Casale sul Sile a Roncade, weekend di vandalismi, opera di minori nella Marca trevigiana, presi di mira i cartelloni lungo il Sile e il parco comunale. Cartelli divelti, rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, weekend di vandalismi tra Roncade e Casale sul Sile, protagonisti giovanissimi. Nel primo comune toccato al sindaco Marco Donadel domenica mattina armarsi di guanti e sacchetti presi in prestito dal vicino bar per ripulire il parchetto sulle rive del Musestre e dai rifiuti abbandonati tra le giostrine dei bimbi sabato sera da alcuni minori. Bottiglie rotte, sì, bottiglie di birra, di amari, rotte in mezzo all'erba, quindi pericoloso per i bambini. Abbiamo un parco che avrà 20 cestini
sono mezzi vuoti, utilizzateli. Io non dico che non dovete trovarvi a fare festa. Divelta anche l'asse di una panchina. Poco più in là invece qualcuno ha persino defecato sotto la siepe. E questi ragazzi che si recano al supermercato, fanno la spesa, comprano da mangiare, da bere, e poi vengono qui, lasciano tutto per terra, se fanno la stessa cosa anche a casa loro. La mia più che rabbia è delusione, perché non si riesce a capire. Viviamo in un periodo storico dove si parla di ambiente, di sostenibilità, di rispetto per la natura, e otteniamo l'effetto opposto. Il parco è oggetto di un progetto di riqualificazione con nuova illuminazione, videosorveglianza, percorsi pedonali, ma serve la coscienza del rispetto, evidenzia il primo cittadino. E appena qualche giorno fa altri vandalismi ai danni dei bagni nei cimiteri di Roncade e Biancade, chiusi dal sindaco proprio dopo alcuni episodi simili e riaperti su richiesta dei cittadini. Mi lasciavano i rubinetti aperti, avevano rotto i portasalviette, insomma dei gesti inqualificabili che poi ovviamente i cittadini mi hanno segnalato, e adesso sarò costretto a richiudere. A Casale sul Sile invece, in occasione della festa dell'8ª di Pasqua, sabato sera dei ragazzini hanno preso di mira i totem posizionati lungo il Sile con la storia dei Burci. Trovo strano che abbiano piegato, perché ci vuole forza. Forse sono saliti sopra, non so. Proprio per il timore, come è accaduto in passato, che gruppi di ragazzini si ritrovassero a Casale in occasione della sagra, la prima della Marca, per creare disordini, la sindaca Golisciani aveva predisposto un potenziamento dei servizi della polizia locale anche in orario serale fino alle 22. Attenzione a questi atti che, ricordo sempre, sono soldi pubblici che noi mettiamo, è il bene della comunità. Quello che noi possiamo mettere in atto lo abbiamo messo in atto. Questo è un caso isolato. Quello che chiediamo ai ragazzi di venire sì a Casale, perché è una bella sagra. La sagra è uno spazio di convivialità, c'è il buon cibo, c'è la musica, c'è il divertimento, e di divertirsi in maniera responsabile. Sul disagio giovanile, che spesso sfocia anche in forme di violenza, interviene da Padova il sindaco di Treviso. Io sarei, dice Conte, per rendere obbligatorio lo sport, il volontariato, a partire dai più piccoli. A vedere per esempio le scuole aperte al mattino e chiuse al pomeriggio è un grande peccato. Se fossero aperte anche il pomeriggio, con all'interno gli studenti, quindi protetti all'interno di luoghi valoriali, credo che questo ci aiuterebbe un po' di più a prevenire certi episodi. Vandalismi ci sono stati anche a Treviso nella sede dei servizi sociali, danni ingenti per quasi 10.000 euro. Sono degli imbecilli, degli ignoranti, è gente che non ha il minimo sentimento per il bene pubblico. Dopo le scritte fuori dalle scuole o sul muro del cimitero di Santa Bona, nuovo vandalismo a Treviso, stavolta alla sede dei servizi sociali. Non usa mezzi termini l'assessore Zampese, arrabbiato verso i responsabili. Bimbi strappati alla famiglia, crimine nazista. Se i figli sono dello Stato. Alcune delle frasi con spray rosso lasciate sui muri. Un ulteriore sfregio il fatto che nel mirino sia finita proprio la sede di Via Cadore. È un ulteriore disprezzo proprio per quanto riguarda quello che noi facciamo ogni giorno con sacrificio, con l'assessore Pesarollo, la lotta alla marginalità. Episodio simile nelle stesse ore anche a Vasto, dove sono state vandalizzate chiese, scuole ed edifici pubblici con scritte offensive e minacce riconducibili all'area Novax. Come qui anche a Treviso, frasi contro alcuni magistrati della giustizia minorile. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere per individuare i responsabili. Per loro scatterà una denuncia, oltre alla richiesta di risarcimento danni, quantificati dai tecnici delle manutenzioni comunali in circa 10.000 euro. È consistente e si sarebbero potuti spendere in miglior modo. Zona rossa a Treviso, nel capoluogo, quasi 1.000 le persone controllate in poco meno di una settimana, 4 gli allontanamenti. 4 persone sono state allontanate in appena 6 giorni perché ostacolavano la libera fruizione di spazi urbani. Venerdì pomeriggio un cittadino tunisino di 20 anni con numerosi precedenti per spaccio e furti è stato sorpreso dagli agenti delle volanti mentre molestava i cittadini nei pressi degli uffici di RFI nella stazione ferroviaria. Per lui è scattato il provvedimento, così come per un cittadino kosovaro di 26 anni che, completamente ubriaco, ha urlato frasi sconnesse ai passanti di via Roma, e quando gli agenti sono intervenuti per
identificare gli aggrediti. Per lo straniero è scattata anche una denuncia. Sabato pomeriggio invece è stata sanzionata una giovane ventenne che è stata sorpresa con una modica quantità di hashish in via Zorzetto, a pochi passi dal PAM. Allontanati nelle scorse ore dalla zona rossa tra Piazza Borsa, quartiere di San Zeno, e via Roma, nel cuore di Treviso, e strada monitorata costantemente, un pregiudicato originario di Foggia che è stato trovato in possesso di un coltello in via Fiumicelli. Non solo, un 25enne kosovaro l'8 aprile scorso è stato allontanato perché completamente ubriaco ha preso a calci le vetrate di un negozio in Galleria Rialto. Si tratta della stessa persona che è stata arrestata dai carabinieri per aver incendiato una casetta di legno nel piazzale dell'azienda Villorba. Sono quasi 1000 le persone controllate durante i servizi straordinari, 200 sono minorenni. Nel primo periodo della zona rossa, dall'8 febbraio al 29 marzo, invece i provvedimenti di allontanamento hanno colpito ben 26 persone. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire la piena fruibilità di tutte le aree del centro storico a tutela della cittadinanza trevigiana. Fiamme dolose in un'azienda a Villorba, arrestato il responsabile. Si tratta di un 25enne che avrebbe agito per vendetta. Svolta nelle indagini sull'incendio appiccato a una casetta in legno all'interno dell'azienda Trevi House di Villorba. I carabinieri infatti hanno arrestato in flagranza un 25enne di origine kosovara, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso e bloccato dai militari mentre era ancora sul posto, armato di una spranga con la quale avrebbe danneggiato alcuni veicoli aziendali. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. La vittima è l'imprenditore titolare dell'azienda coinvolta. Il gesto sarebbe riconducibile, secondo una prima ricostruzione, a motivi di risentimento legati al recente licenziamento disposto dalla ditta nei confronti dell'arrestato, che è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo. Il fuoco era divampato all'improvviso, con una colonna di fumo notata dai vicini ma anche dagli automobilisti di passaggio. Da lì l'allarme e l'intervento dei pompieri di Treviso con 2 squadre che hanno impiegato alcune ore per domare le fiamme. La cronaca giudiziaria: accusato di aver sottratto fra i 4 e i 7 milioni di euro ad imprenditori e pensionati, somme a lui consegnate perché fossero gestite nel modo migliore. È stato condannato oggi alla pena di 22 mesi di reclusione Roberto Battagello, ex vice direttore della filiale Veneto Banca di Riese Pio X, che risponde alla fine solo di poco meno di 235.000 euro, frutto di una truffa avvenuta dopo il 2017. Il resto dei reati sono stati dichiarati prescritti. Gli episodi che si sarebbero concretizzati con il dirottamento delle cifre dei clienti in fondi azionari intestati a se stesso si sarebbero svolti nell'arco di oltre 2 decenni, ma in seguito alla prescrizione di gran parte degli illeciti l'uomo è chiamato a rispondere solo di una frazione minima del maltolto, di poco superiore ai 200.000 euro, riferibili a una sola delle parti offese. La pena è stata sospesa e l'uomo oggi risulta nullatenente. Sesso in pieno giorno e vicino alla stazione di Montebelluna. Per una coppia di mezza età è arrivata una maxi stangata, una multa davvero bollente, 10.000 euro. Travolti dalla passione, evidentemente, non hanno saputo resistere e così si sono lasciati andare, superando però il limite delle regole e della decenza. La coppia in questione, infatti, di mezza età, lei un po' più giovane di lui, ha deciso di consumare un rapporto all'aperto in pieno giorno e a pochi passi dalla stazione di Montebelluna, tra residenti, studenti e pendolari, un po' troppo per lasciar correre, e così i due sono stati bruscamente interrotti dagli agenti della polizia locale, che li ha fatti rivestire e li ha accompagnati al comando, dove è arrivata la stangata, una sanzione da 10.000 euro per atti osceni in luogo pubblico, maxi multa anche per educare al rispetto del prossimo. Siamo profondamente convinti che questi controlli debbano assolutamente andare avanti e, se possibile, addirittura intensificati, proprio per fare in modo che venga garantito sempre il massimo rispetto nella nostra città e per avere sempre il massimo rispetto nei confronti della gente per bene. La prossima volta, siamo sicuri, i due o altri eventuali amanti focosi freneranno i bollenti spiriti, aspettando di essere perlomeno in una camera da letto, luogo banale e prevedibile, ma almeno al sicuro da multe e complicazioni legali.
Oltre 6.500 tra lampade, sedie contraffatte e sequestrate e 14 persone indagate, il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Torino a tutela del Made in Italy che vede coinvolte tra le zone della penisola interessate anche le province di Treviso, Padova e Vicenza. I complementi d'arredo individuati riproducevano fedelmente, ma in assenza di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, modelli iconici del design italiano. 13 le imprese individuate, la rete di distribuzione e c'era anche la provincia di Treviso. Il difficile quadro internazionale ora che irrompe al Vinitaly con il presidente Alberto Stefani che ringrazia pubblicamente Papa Leone dopo gli attacchi di Donald Trump. A Verona il presidente del Veneto rilancia pure sull'uso del gas russo e si prepara a incontrare nella giornata di domani la Premier Meloni. In un contesto come un conflitto internazionale in atto che rischia di durare a lungo, l'ultima cosa che è necessaria è attaccare il Papa, attaccare le istituzioni che da sempre rappresentano un simbolo di pace. L'appoggio del governatore del Veneto Alberto Stefani a Papa Leone è incondizionato nelle ore in cui si registra uno strappo senza precedenti tra Stati Uniti e Vaticano con il presidente Donald Trump che ha sparato a zero contro il pontefice definendolo tra le altre cose debole e pessimo in politica estera. Grazie Papa Leone, aveva scritto lo stesso Stefani di prima mattina sui suoi social postando la foto scattata la settimana scorsa a Roma con il Santo Padre che si era impegnato a visitare il Veneto. La levata di scudi passa così anche per il Vinitaly dove la parola pace ricorre tra gli stand. Make wine not war, fate il vino non fate la guerra, lo slogan di Coldiretti, e questo in attesa dell'arrivo della Premier Giorgia Meloni chiamata con il suo esecutivo a far fronte alle ripercussioni della guerra. E dobbiamo anche trovare delle soluzioni per garantire sostegno a imprese e famiglie, lo dobbiamo fare così come abbiamo già fatto col bilancio regionale mettendo a disposizione dei fondi. Misure concrete di sostegno ma non solo. Per Stefani occorre rivedere la strategia energetica del Paese e dell'Europa superando quello che allo stato attuale è un tabù. Noi dobbiamo garantire una diversificazione delle risorse energetiche, dobbiamo cominciare a riconsiderare anche l'apertura al gas russo. Vediamo che l'Europa invece di preoccuparsi di tutto questo si preoccupa del padiglione russo alla Biennale di Venezia. Penso che l'Europa debba svolgere ben altro ruolo in questo contesto. Europa che in queste ore sta guardando all'Ungheria che ha voltato pagina ponendo fine all'era sovranista di Viktor Orban, alleato e amico sia di Meloni che di Matteo Salvini. Meloniani e leghisti accusano il colpo, ma per Stefani non si cambia approccio. Gli ungheresi si sono espressi e la volontà popolare non si discute mai. Detto questo, non cambia la visione d'Europa che questo movimento ha, che deve essere rivista. Non possiamo pensare che il futuro dell'Europa sia l'Europa del Green Deal, sia l'Europa delle case green che hanno messo sul lastrico intere filiere economiche. Noi pensiamo che l'Europa sia quella dei territori, delle regioni, di una politica estera forte. E sul duro attacco di Donald Trump a Papa Leone si stanno esprimendo in tanti, dalla CEI, i vescovi, ai comuni cittadini. Noi abbiamo sentito alcune opinioni a Treviso. Rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal presidente USA Donald Trump e unendosi a quanto affermato dal presidente dei vescovi USA ricorda che il Papa non è una controparte politica ma il successore di Pietro chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace. In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità. Le chiese che sono in Italia rinnovano al Papa vicinanza e affetto auspicando da parte di tutti rispetto per la sua persona e per il suo ministero. Così la CEI dopo il duro attacco di Donald Trump nei confronti del pontefice, parole che ha fatto sue anche il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. E mentre la Chiesa e la politica si schierano al fianco di Papa Leone, i cittadini criticano aspramente il presidente americano. È un attacco duro, sì. Dal personaggio si può aspettare questo e altro, perché se avevano fatto un posto che lui era Papa e l'ha fatto diventare Papa lui, ha detto. Pensa che in che mani siamo? Che Trump non merita niente. E un'altra cosa, se avete osservato, Trump non è mai venuto in Italia quando c'è il Papa nuovo.
Una vergogna, veramente, a me non piace tanto quello. Che sia un papa non credo che a Trump importi molto, è qualcuno che lo ha contraddetto, per cui non ammette una cosa del genere. Questo l'umore raccolto a Roncade, non a Treviso. Chiedo scusa, adesso per noi la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di università, un importante patto è stato siglato questa mattina a Padova tra Ateneo Patavino e Comune di Treviso. Per noi è un motivo di grande orgoglio essere qui oggi all'Università di Padova a certificare la volontà condivisa con l'Università di costruire la città universitaria. Dopo l'accordo con l'Università di Venezia o il protocollo con quella di Padova, un investimento da circa 60 milioni di euro tra i due atenei e il capoluogo della Marca per costruire la città del futuro. All'insegna dei giovani, della formazione, e quindi siamo estremamente contenti perché abbiamo raggiunto una sorta di autonomia universitaria. Sono molto grato ovviamente alla Fondazione Cassamarca che ha iniziato questo percorso, però era arrivato anche il momento per l'amministrazione comunale di cominciare a sedersi al tavolo con i due atenei in modo autonomo. Un vero e proprio campus dove gli studenti potranno trovare nella sede decentrata dell'università all'ex caserma Salsa tutti quei servizi di cui usufruiscono i colleghi di Padova. Si tratta, evidenzia Conte, di uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana, un'ex caserma che diventa un polo dedicato ai giovani tra formazione, tempo libero e sport. Si tratta di un'operazione pubblico su pubblico. È un'operazione di rigenerazione urbana, di rigenerazione che quindi implica nuova occupazione di suolo, che ospiterà il corso a ciclo unico di giurisprudenza e anche i primi anni delle professioni sanitarie. Nei 4.700 metri quadri dell'ex Salsa saranno ospitati laboratori, aule, spazio studio, sala convegni, uffici per i docenti e di segreteria, spazi comuni e aree esterne coperte, a disposizione di circa 1.800 studenti. L'operazione, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, è cofinanziata dal Comune per 3,3 milioni su fondi PNRR e prevede un investimento massimo da parte dell'Università di circa 9 milioni di euro. I lavori saranno condotti secondo due stralci, il primo entro settembre 2026, il secondo atteso per la fine 2028. Intanto, per quanto riguarda lo studentato, a fronte delle decine di richieste da parte dei privati per la sua realizzazione, il sindaco di Treviso ha un piano ben preciso. Vorrei però mantenere l'anima pubblica dello studentato, perché il mio obiettivo non è quello di soddisfare i privati, ma è quello di andare incontro alle esigenze degli studenti con delle camere che siano accessibili anche da un punto di vista dei costi. Auto d'epoca e luoghi caratteristici della Marca trevigiana, un connubio vincente tra emozioni e un tuffo nel passato. Controllavamo l'olio, è una barchetta Fiat del 97. Auto d'epoca e bellezze del territorio della Marca trevigiana, un connubio perfetto per un evento ruote nella storia che l'Automobile Club di Treviso organizza da 6 anni. Si parte sempre da Monastier e ogni anno poi si raggiunge una località diversa. Quest'anno il castello di San Salvatore a Susegana, una quarantina di chilometri che le 35 auto d'epoca percorrono senza fretta per permettere di ammirare ed essere ammirate. All'arrivo visita guidata al castello. Per poi trasferirci verso le cantine di Collalto, anche quella è una bellissima realtà del territorio trevigiano che cerchiamo appunto di unire in un unico grande abbraccio attorno all'automobilismo storico. Abbiamo delle macchine molto belle anche degli anni 50-60, quindi il parterre è interessantissimo. Coniughiamo storia e auto, ruote nella storia, diciamo è il giusto binomio per queste iniziative a carattere culturale e anche a carattere, come dire, di conoscenza del territorio, quindi siamo molto contenti. Emergono storie affascinanti, il valore materiale delle auto passa decisamente in secondo piano, specie se ad esempio c'è una Fiat Coupé costruita nel 1958 a mano dal meccanico Tullio Vendrame, morto poi a soli 55 anni e tramandata alla figlia. Sì, non tanto il valore commerciale, economico come si dice e come si usa oggigiorno, ma il valore affettivo. Quindi qua può valere quello che può valere, ma non esiste compratore che possa soddisfarmi, sicuramente. Qualsiasi cosa, ma non la macchina. Noi abbiamo una grande passione, anche perché siamo sempre stati in mezzo alle macchine
siamo meccanici vecchia data. Ho cominciato da bambino con mio padre, ho cominciato a 14 anni a lavorare e ho una collezione di auto, una ventina circa, compreso questa Simca Baghera. Lo scopo di Ruote nella Storia è sempre stato valorizzare le auto d'epoca e il patrimonio storico-culturale della marca. L'Automobile Club di Treviso vuole coinvolgere le auto, chi sta al volante e i trevigiani incontrati lungo le strade. Quando aprono i cofani vedono gli spinterogeni, non le centraline elettroniche, ci vedono gli occhi luccicare e si vedono anche i cittadini che rivengono in mente i vecchi ricordi delle storie passate del nostro territorio. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca in primo piano con lo schianto fatale che si è registrato nel fine settimana. Un lavoratore di origini africane è morto affrontando a Belluno una discesa in bicicletta, e questo dopo il lavoro. Tragedia nella notte. Do Mukhtar, 34 anni, di origine sudanese, si è schiantato in bicicletta a metà della ripida discesa di via Sant'Antonio, in Borgo Pra, proprio davanti alla chiesetta. Il giovane tornava nella sua residenza presso il Chase a Limana dal suo turno di scaffalista notturno nel supermercato del Mega. Il cadavere è stato ritrovato da 2 ragazzi che rincasavano. Intanto bisogna avere ovviamente necessariamente un'umana pietas per questa persona che è scomparsa, dopodiché credo che verranno svolte, come è giusto che sia, delle indagini per approfondire la causa, la dinamica del sinistro, e quindi all'esito delle indagini capiremo qual è la responsabilità, se c'è una responsabilità o se è il cosiddetto caso fortuito. Quindi non metterei al momento almeno un nesso, una correlazione tra la situazione locale e ambientale rispetto al decesso di questo povero ragazzo. Da parte sua la CGIL dice che la morte di Do Mukhtar non è una tragica fatalità da archiviare, ma l'ennesima vita spezzata in quella zona grigia degli infortuni in itinere. Mukhtar stava tornando da un turno di lavoro notturno, definito come faticoso e sottopagato, che regge silenziosamente pezzi interi della nostra economia. Per la CGIL parlare di colpo di sonno significa spostare la responsabilità su chi quella fatica la subisce, invece su chi la produce e la organizza. Sempre sulle strade del Bellunese, incidente stradale in località Le Campe, siamo in comune di La Valle Agordina, incidente che ha coinvolto 2 autovetture, una a seguito dell'impatto si è rovesciata su un fianco. La squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Agordo ha operato per la messa in sicurezza dell'area del veicolo ribaltato. L'occupante dell'auto è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di legge e la gestione della viabilità. La cronaca giudiziaria con la morte di Gaia De Gaulle. Non sarebbe dovuto questo decesso a un caso drammatico ma fortuito. La 15enne studentessa di Col de Roux era rimasta schiacciata, lo ricorderete, da un masso della scogliera di Cesana Beach lo scorso 15 luglio. Ci sarebbero delle responsabilità e a sostenerlo il consulente della Procura della Repubblica Carlo Gregoretti, professore associato in idraulica agraria e sistemazioni idrauliche e forestali all'Università di Padova. La sua perizia è stata consegnata al sostituto procuratore Claudio Fabris e potrebbe vedere indagati Comune di Borgo Valbelluna, Veneto Strade e Demagno. Voltiamo decisamente pagina. Da domani strada chiusa, abbattimento degli alberi. Oggi ha preso la parola a Belluno Italia Nostra. Via Feltre, porta di ingresso della città com'era d'inverno quando cadevano le foglie dei tigli. Via Feltre, nel rendering del progetto che il Comune ha deciso di avviare da domani grazie alla donazione di un benefattore. Via Feltre come è oggi e come non sarà più da domani. È questo l'ultimo loro giorno di vita. Da domani infatti è previsto l'abbattimento e Italia Nostra ha voluto spiegare le sue ragioni. Noi abbiamo fatto anche una richiesta di intervento dei carabinieri forestali, in quanto in questo momento dell'anno le piante sono nello stato di germinazione. Per giunta mi riferiscono che ci sono anche uccellini su queste piante ed è un reato penale distruggere i nidi degli uccellini. Oltretutto è anche proibito dalla legge nazionale e dalla legge europea
tagliare le piante nel periodo da marzo a settembre. Quindi ci sono una doppia motivazione che sconsigliano questo intervento adesso. Contro l'abbattimento degli alberi, in sole 24 ore, in una petizione popolare, sono state raccolte oltre 1700 firme e sempre sulla questione hanno preso posizione partiti come il PD e associazioni come la FIAB. Noi non è che siamo contrari alla riqualificazione di via Feltri, ci rendiamo conto benissimo che c'è bisogno di manutenzione e di ristrutturazione. Noi siamo contrari alle modalità con cui si sceglie di calare dall'alto un progetto senza interfacciarsi con i cittadini. Legate oggi, ma vi legate anche domani? Certo che sì, non c'è problema. Sì, sicuro. Chiedo un permesso dal lavoro per venire qui a legarmi domani, perché non possono farci questa cosa che non è accettabile. Una situazione delicata che non sembrerebbe avere alcuna possibilità di modifica. La delegazione di Italia Nostra ha chiesto udienza al sindaco, ma l'appuntamento sarà per mercoledì, a cose fatte, il che spinge Italia Nostra a valutare possibilità di procedere con denunce anche in ambito penale. Su 147 tigli deve essere effettuato, dilazionato in 5 anni, come prevede anche un'ordinanza del Tribunale di Torino. Perché? Gli alberi danno benessere e salute al cittadino e l'eliminazione delle alberate lede il diritto alla salute dei cittadini. È tutto per la nostra edizione del telegiornale, sia da Treviso che da Belluno. Grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla, come sempre, c'è il meteo. Buona serata.